Benvenute e benvenuti all'8º appuntamento del ciclo di incontri del futuro sostenibile ed è l'ultimo che riguarderà la tematica del cibo. In questo incontro parleremo di Life Cycle Assessment e impatto ambientale, e cioè come viene calcolato l'impatto che le nostre scelte, abitudini, prodotti che compriamo e utilizziamo hanno sul nostro pianeta. Mi presento, io sono Veronica Ferrara. Sono dottoranda in alimenti e salute umana e coordinatrice del gruppo Cibo della Commissione Sostenibilità, e questa sera ho il piacere di presentarvi il nostro ospite, il dottor Alberto Bertossi, dottorando in economia e management dell'innovazione. Buonasera Alberto. Buonasera Veronica, buonasera a tutti. Allora, se avete eventuali domande, vi invito a scriverle nella chat o comunque a porle alla fine dell'incontro. E adesso, se vuoi cominciare con la presentazione. Sì, allora appunto innanzitutto grazie per l'invito, ringrazio Veronica, ringrazio la Commissione di Sostenibilità di UniUd per questo invito. Saluto anche tutti quelli che ci stanno seguendo. Appunto, come ha detto Veronica, io sono dottorando in economia e management dell'innovazione e io penso che la maggior parte dei nostri ascoltatori siano di scienze per l'ambiente e la natura, o quantomeno affini a quel campo. Io sono un vostro collega, sono entrato nella parte di economia e management da pochi anni, però comunque ho le stesse, sì, ho le radici nella natura, diciamo, ho fatto il vostro stesso percorso. Quindi dopo questa piccola e breve introduzione di chi sono, passerei alla mia presentazione. Ok, questa mia presentazione è divisa in due parti. La prima parte riguarda la LCA, la Life Cycle Assessment, quindi faremo un breve excursus su che cos'è questa LCA, ne sentiamo parlare tantissimo ultimamente, spiegheremo che cos'è, perché è importante nei giorni nostri, perché è importante per una transizione sostenibile, e poi nella seconda parte collegheremo alcuni concetti che vi presenterò con la tematica cibo e alimentazione. Allora, comincerei col presentarvi questa signora qua. Questa qui è Donella Mido, è autrice dei Limiti della crescita, un rapporto presentato al Club di Roma del 1972. Ho voluto iniziare con una sua presentazione perché secondo me certe cose che lei ha detto, quantomeno che è stata in grado di comunicare, sono state riprese anche dalla metodologia di Life Cycle Assessment. Io ho riportato qua due sue frasi, due citazioni, ecco. La prima dice che il mondo è un complesso sistema e noi lo trattiamo come, noi lo banalizziamo, ok? A volte non lo semplifichiamo, ma lo banalizziamo, sono due concetti completamente diversi. È un sistema complesso e il fatto che noi lo banalizziamo ha portato a quasi tutti i problemi con cui noi oggi dobbiamo confrontarci. La seconda frase invece dice che non ci sono sistemi separati, che il mondo è un continuum, il mondo è un sistema fatto di più sottosistemi, tutti quanti collegati l'uno con l'altro. E poi ho sottolineato, dove tracciare un confine attorno a un sistema dipende dallo scopo della discussione. Come vedremo, questo punto qua è estremamente importante quando si parla di Life Cycle Assessment. La Life Cycle Assessment è una metodologia tecnica che è stata elaborata alla fine del secolo scorso più o meno, con lo scopo di aiutare principalmente gli scienziati a capire quanto principalmente un prodotto, ma anche un servizio, impatta sull'ambiente lungo il suo ciclo di vita. Cosa si intende per ciclo di vita? Si intendono tutte quelle fasi che compongono la vita di un prodotto. Si parte dall'estrazione delle materie prime, per passare poi al trasporto di queste materie prime all'interno di una fabbrica, dove avviene la lavorazione e la produzione. Una volta che è concluso la fase di produzione, il prodotto finito deve essere trasportato nel luogo di vendita, dove verrà venduto, poi consumato dai consumatori e infine smaltito. Queste, diciamo, sono le principali fasi che caratterizzano
il ciclo di vita di un prodotto. Ce ne possono essere anche ulteriori, ma in genere sono queste. Con la metodologia LCA noi andiamo a capire quanto un prodotto o un servizio impatta su varie dimensioni dell'ambiente, ok? Che cosa intendiamo con varie dimensioni dell'ambiente? Io qui ho riportato i 6 obiettivi di sviluppo sostenibile, perché gli obiettivi di sviluppo sostenibile comprendono al loro interno delle dimensioni ambientali che in un qualche modo vengono incluse all'interno della metodologia di life cycle assessment e come vedete non riguardano solamente l'ambiente, ma riguarda anche la salute, la nostra stessa salute. Comunque, con questa metodologia noi siamo in grado di capire tramite degli indicatori, adesso vedremo quali, quanto un prodotto impatta su queste sfere ambientali e non ambientali. Allora, innanzitutto, con questa metodologia viene utilizzata principalmente per rispondere al target all'obiettivo numero 12, che è quella prevede una produzione responsabile e sostenibile. Infatti l'obiettivo numero 12 chiede ai produttori di migliorare i propri processi produttivi per renderli meno impattanti sull'ambiente. Quindi, partendo dall'obiettivo numero 12, seguono poi a cascata tutta una serie di effetti sull'ambiente e sulla salute umana, che vengono, come ho già detto, misurati tramite degli indicatori, degli indici. Con un prodotto può impattare sulla salute umana producendo delle radiazioni ionizzanti, oppure può essere tossico per l'uomo, oppure trasformare chimicamente l'ozono presente in atmosfera. Per quanto riguarda invece l'acqua, può impattare aumentando l'ecotossicità, oppure esaurirla. L'ultimo punto, l'esaurimento dell'acqua, è molto importante per quanto riguarda gli alimenti. Può contribuire ai cambiamenti climatici tramite il riscaldamento globale. Può avere degli impatti sulla vita acquatica, aumentando l'eutrofizzazione marina o tramite l'ecotossicità. E infine può minare la vita sulla Terra tramite l'eutrofizzazione terrestre, l'uso eccessivo del suolo, l'esaurimento delle risorse, l'acidificazione oppure l'esaurimento dello strato di ozono. Come vedete, ci sono 13 indicatori che noi possiamo considerare all'interno di un'analisi di life cycle assessment, che ci danno un dettaglio molto, molto elevato dell'impatto che un prodotto ha sull'ambiente. Però, come ogni cosa, più aumenti la precisione, più aumenti a volte la complessità. Infatti, se dovessi chiedere a qualcuno che non è del settore, spiegami ad esempio l'ecotossicità o le radiazioni ionizzanti, penso che pochi riuscirebbero a capire effettivamente questi indicatori. Quindi, in genere, per semplificare la cosa, si utilizza un solo indicatore che racchiude un po' tutti quanti, che è quello sul riscaldamento globale. Quindi si va a vedere quanto quel prodotto o servizio contribuisce ai cambiamenti climatici. Perché questo? Perché uno solo? Perché il riscaldamento globale è una delle principali cause dei cambiamenti climatici e i cambiamenti climatici racchiudono al loro interno tutto quanto. Se cambia il clima, cambia la vita sott'acqua, cambia la vita sulla terra, ha dei danni anche sulla nostra salute. Quindi questo indice fa un po' da ombrello e racchiude un po' tutti quanti. E come viene espresso questo indice? Attraverso la quantità di CO2 emessa in atmosfera. Allora, io adesso ho messo qua un breve video che serve come ripasso per l'effetto serra. Per chi non ha fatto degli studi scientifici, è molto importante rispolverare questi concetti, anche per chi ha fatto gli studi scientifici, perché come vedremo l'effetto serra è un punto molto importante per riuscire a comprendere effettivamente il contributo o meglio, l'inquinamento dato dalla produzione di un prodotto sui cambiamenti climatici. Quindi abbiate pazienza e poi ritorneremo sull'argomento. Intanto faccio partire il video e spero che si senta.
È il Sole che mette in moto il complesso sistema clima che attraverso le precipitazioni come pioggia e neve e l'alternarsi delle stagioni consente la vita sulla Terra. Il nostro pianeta è alla giusta distanza dal Sole ed è avvolto dall'atmosfera. Un perfetto e delicato equilibrio di azoto per il 78% e ossigeno per il 21%, che insieme compongono il 99% dei gas che respiriamo. Ma la vita sulla Terra è possibile anche grazie alla presenza in atmosfera di alcuni gas che in giusta dose sono indispensabili nel produrre l'effetto serra, che è un fenomeno naturale. L'aria e i suoi componenti agiscono appunto come i vetri di una serra, lasciando passare la luce solare e trattenendo il calore della Terra, che rimane così tiepida al punto giusto per consentire la vita. Il processo dell'effetto serra è in realtà molto complesso. La radiazione solare, sotto forma di luce visibile, fornisce energia per il funzionamento del sistema clima. Circa metà della radiazione solare è assorbita dalla superficie della Terra, che grazie a ciò si riscalda. Parte della radiazione solare riflessa dalla Terra e dall'atmosfera si disperde nello spazio. La superficie della Terra emette a sua volta delle radiazioni infrarosse. Una piccola parte di esse viene dispersa nello spazio, ma gran parte viene riassorbita e riemessa in tutte le direzioni grazie alle molecole dei gas serra e delle nubi. In questo modo si riscaldano la superficie della Terra e la parte bassa dell'atmosfera, consentendo così la vita. Perché oggi si parla tanto di effetto serra? Perché la presenza naturale e indispensabile di questi gas serra è stata enormemente aumentata dalle attività umane, provocando squilibri con gravi problemi ambientali, primo fra i quali il processo di riscaldamento globale. Il vapore acqueo che forma le nubi e condensa cadendo a terra in forma di pioggia o neve è il più abbondante gas serra naturale. La sua quantità in atmosfera non viene alterata in modo significativo dalle attività umane. Il più noto gas serra è l'anidride carbonica o biossido di carbonio, CO2. Fa parte dei cicli naturali della vegetazione, degli oceani e della respirazione degli animali e dell'uomo. Ma un'enorme quota aggiuntiva è emessa artificialmente dall'uomo a seguito dell'impiego di combustibili fossili. La deforestazione è un altro grave fattore che provoca l'aumento di CO2. Il 17% del totale dell'aumento è provocato infatti dalla diminuzione delle foreste sul pianeta, in quanto la vegetazione nel suo ciclo naturale assorbe CO2. Meno alberi significa quindi maggiore presenza di CO2 in atmosfera. Anche il metano è un gas serra, 21 volte più potente dell'anidride carbonica nell'effetto del riscaldamento globale. Viene emesso in grandi quantità da coltivazioni come il riso, dal bestiame, dai rifiuti e dalle perdite nelle tubature di trasporto dai giacimenti alle attività produttive. L'atmosfera è una pellicola fragile e delicata che avvolge la Terra. Tutto ciò che si trova all'interno dell'atmosfera interagisce con il clima e da esso dipende. Ghiacci, pioggia, neve, piante, animali e l'uomo, le cui attività hanno cambiato le proporzioni dei gas serra naturali. L'incremento artificiale dell'effetto serra ha come conseguenza più visibile e grave il riscaldamento globale del nostro pianeta. Ecco, quindi questo video ha un po' riassunto alcuni concetti che avevamo già affrontato precedentemente e adesso entriamo un po' più nel dettaglio. Allora, una cosa molto importante innanzitutto, quando parliamo anche di riscaldamento globale, è il Global Warming Potential o potenziale di riscaldamento globale. Che cos'è questo indice? Questo qui è una misura che indica la capacità di un gas serra di contribuire all'effetto serra del pianeta. Abbiamo visto tramite il video che ci sono vari gas serra. Abbiamo il vapore acqueo, il biossido di carbonio CO2, metano, ma ce ne sono molti altri, protossido di azoto, alocarburi e un'infinità di altri in quantità molto minori. La capacità di contribuire all'effetto serra del pianeta, quindi a riscaldare, a riscaldare il globo, dipende sia da quanto calore un gas serra trattiene,
sia da quanto esso rimane in atmosfera. Queste due sono due cose molto importanti. La CO2 è il gas serra maggiormente presente in atmosfera, se non consideriamo il vapore acqueo, ok? Ed è stata scelta dagli scienziati anni fa come unità base di riferimento, e gli è stato dato un global warming potential pari a 1. Quindi, vediamo un attimo di confrontare biossido di carbonio e metano. Qualcosa l'abbiamo già visto dal video. Innanzitutto, sappiamo che il metano trattiene una quantità di calore circa 25 volte maggiore di quella trattenuta dal biossido di carbonio. E questo è fondamentale. Dopo, poi lo vedremo anche, è un impatto molto, molto pesante, soprattutto sulla parte cibo. Alla fine vedremo certi grafici che dimostreranno anche questo. Inoltre il metano persiste nell'atmosfera per 10 anni, mentre il biossido di carbonio per circa 100 anni. Quindi alla fine si vede che una piccola quantità di metano è estremamente pericolosa per i riscaldamenti globali. Quindi noi abbiamo un processo produttivo, ok? Questo processo produttivo può emettere diversi gas in atmosfera, in diverse quantità. Poi sappiamo, abbiamo appena detto, che i gas differiscono tra loro sia per calore trattenuto che per il tempo di persistenza in atmosfera. E quindi noi abbiamo un problema. Abbiamo un problema perché se ci sono così tanti gas, dobbiamo considerare, e questi gas differiscono tra loro per quelle due variabili che abbiamo appena visto, ci risulta un po' difficile capire il reale impatto sull'ambiente di un processo produttivo. E quindi che cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo prendere una laurea in chimica, la risposta era piuttosto scontata. Gli scienziati hanno usato un trucchetto, che è quello delle CO2 equivalenti. In pratica viene tutto rapportato, viene tutto trasformato in un contributo di CO2. Ok? Quindi, immaginiamo che abbiamo un prodotto, una semplice barretta di cioccolato. Da un'analisi LCA emerge che questa barretta di cioccolato emette, durante la sua produzione, 200 grammi di CO2, 0,7 kg di metano e 0,0001 kg di protossido di azoto. Ora, io che sono uno scienziato forse riesco anche a capire, ma una persona che non si occupa di queste cose rimane un po' dubbiosa, cioè non riesce a capire di che cosa stiamo parlando, il reale impatto. E quindi bisogna farsi una domanda. Quanti grammi di CO2 vengono emessi per produrre un'unità di barretta di cioccolato? Cerchiamo di trasformare questa cosa. Quindi il processo è molto semplice. Basta moltiplicare la quantità di gas emesso per il suo potenziale di riscaldamento globale e avremo così la quantità di CO2 equivalente emessa. Quindi 200 grammi di CO2, vabbè, lì rimane niente, la CO2 abbiamo detto è il gas di riferimento, quindi non c'è da fare nessuna conversione. Poi abbiamo il metano deve essere moltiplicato per 25, perché 25 è il suo potenziale di riscaldamento globale. E poi abbiamo protossido di azoto, guardate lì, per 265. Questo vuol dire che una molecola di protossido di azoto riscalda 265 volte di più di CO2. È una cosa abbastanza spaventosa. Comunque alla fine, dopo questa conversione, basta semplicemente sommare. E alla fine avremo che il processo produttivo di quella barretta di cioccolato emette 1976,5 grammi di CO2 equivalenti in atmosfera. Voglio chiarire subito una cosa, questi dati li ho inventati, ok? Era semplicemente per farvi capire un attimo la conversione. Quindi andiamo avanti. Noi abbiamo appena fatto un calcolo. Abbiamo visto che la produzione di questa barretta di cioccolato emette 1976,5 grammi di CO2 in atmosfera. CO2 equivalente, qui mi sono dimenticato un equivalente, ma vabbè. Però, per quanto sia un dato molto utile, alla fine non possiamo utilizzarlo fino in fondo. Perché questo qui è un dato che
comprende tutte le fasi di produzione della barretta di cioccolato, ok? Tutte quante in un'unica volta. Non riusciamo a capire quale di queste fasi impatta di più, o meglio, se ci fermiamo a questo stadio non lo capiremo mai, ma la LCA è estremamente utile perché ci dice esattamente quali di queste fasi è quella che impatta di più. Quindi, se noi vogliamo essere scrupolosi, scopriremo che la fase di pulitura e di confezionamento non emettono biossido di carbonio, ma invece la tostatura, la mescilazione e il modellaggio sì. La cosa più interessante è questa. Scopriamo che il modellaggio è quella che impatta più di tutti. Quindi, tramite questa analisi, questa valutazione, siamo in grado di trovare la fase di produzione o anche di ciclo di vita più impattante e soprattutto questa ci dà molte informazioni, o quantomeno le può dare all'amministratore delegato dell'azienda, che magari avvierà un'indagine, scoprirà che il sistema di modellaggio è vecchio di circa 30 anni, non è a norma con gli standard qualitativi e ambientali, e quindi dovrà aprire il portafoglio per comprare un nuovo macchinario. È questo il grande potenziale della LCA. Ci dice sì quanto un prodotto impatta sull'ambiente, ma ci dice anche dove poter intervenire per diminuire questo impatto. Ora, tutto questo riguarda la produzione in fabbrica, però, a meno che non viviamo in un mondo completamente sbagliato, il cacao non si coltiva dentro la fabbrica, deve essere preso da qualche altra parte. Quindi ci sono delle fasi precedenti alla produzione in fabbrica. Abbiamo la coltivazione della materia prima e poi questa materia prima dovrà pur raggiungere la fabbrica in qualche modo. C'è la fase di trasporto. Queste qui vengono definite fasi a monte della produzione in fabbrica, perché vengono prima. Però una volta prodotto la nostra barretta di cioccolato non può rimanere in eterno all'interno della fabbrica, altrimenti la fabbrica e tutto quanto fallirebbe senza la vendita. Quindi il prodotto deve uscire dalla fabbrica. Ci deve essere prima di tutto il trasporto verso il punto vendita, ci deve essere la vendita e il consumo, e infine ci deve essere lo smaltimento e il riciclo. Queste qui sono le fasi a valle. Noi, con un'analisi di ciclo di vita, sì, dobbiamo un attimo farci qualche domanda su qual è il nostro obiettivo. Vi ricordate che cosa ha detto Donella Mido all'inizio? Che stabilire un confine di un sistema dipende dall'obiettivo che noi vogliamo raggiungere. E adesso vi spiego il perché è così importante all'interno di un'analisi di ciclo di vita. Allora, la produzione in fabbrica è un sistema a sé, ok? Può essere considerato un sistema a sé, in questo caso sarebbe un sistema chiuso, ok? Si farà quindi un'analisi dal cancello al cancello, o, usando i termini più corretti, from gate to gate. Quindi i confini del mio sistema fabbrica saranno effettivamente il cancello da cui entra la materia prima e il cancello da cui esce la materia finita. Però noi possiamo espandere i nostri confini di sistema se il nostro obiettivo è quello di essere più scrupolosi e aumentare il dettaglio della nostra analisi. Possiamo considerare le fasi a monte, ok? In questo caso si farà un'analisi dalla culla al cancello, o from cradle to gate. Vogliamo essere ancora più scrupolosi e proprio non tralasciare nessuna fase di ciclo di vita? Aumentiamo ancora i nostri confini di sistema e arriviamo a un'analisi dalla culla alla tomba, o from cradle to grave. Quindi cambiare il sistema fa cambiare gli obiettivi, ok? Ci fa diventare sicuramente più scrupolosi. Forse potremmo anche mettere in pace la nostra coscienza e dire abbiamo fatto un'analisi di ciclo di vita il più dettagliata possibile, non abbiamo tralasciato niente. Purtroppo non è così, non è teoricamente così. Perché?
Perché se noi ci concentriamo solamente su un sistema chiuso, un semplice sistema come la produzione in fabbrica, l'analisi è più semplice da eseguire, perché il sistema è limitato, è piccolo, per il modo di dire, poi anche quelli sono complicati per tutto un sacco di cose, però a livello di ciclo di vita, concentrarsi solo su una fase ci fa risparmiare grossi mal di testa, perché teoricamente la reperibilità dei dati e delle informazioni è più semplice. Qui ovviamente dipende dal tipo di azienda di cui si parla. Se è un'azienda con un minimo di buonsenso avrà adottato un sistema di gestione dei documenti e di tracciabilità delle informazioni, per cui tutto quanto sarà facilmente reperibile. Se invece è un'azienda allo sbando, allora i mal di testa verranno e come. Comunque, diciamo che questa è la fase più semplice. Ok? Quindi alla fine i dati e le informazioni saranno più precise, ok? A scapito della completezza. Noi non ci accontentiamo di questo, vogliamo fare anche l'analisi considerando le fasi a monte. La complessità inizia ad aumentare, in quanto la reperibilità dei dati non sempre è facile. Se io voglio considerare anche la coltivazione della materia prima, dovrò contattare il produttore. Se il produttore è mio vicino di casa ed è anche molto simpatico, allora posso andare a bussargli alla porta e ne discutiamo davanti a un bicchiere di birra. Ma se il produttore è in Brasile, magari è anche antipatico, magari non usa neanche internet, non ha mai fatto un sistema di tracciamento e coltiva il cacao solamente con l'uso delle mani di una zappa. Lì è impossibile tirare fuori le informazioni. E quindi che faccio? Non ho una fonte attendibile di informazioni. Di conseguenza dovrò utilizzare dei software per in qualche modo elaborare questi dati. Ok? Quindi vedete che è un po' paradossale. Io aumento la mia complessità del sistema per essere più preciso, ma automaticamente la precisione non sempre può arrivare, appunto perché dobbiamo fronteggiare questi intoppi, effettivamente, e non è facile superarli a volte. Potete immaginare che cosa possa essere considerare tutte quante le fasi di ciclo di vita. Ve lo posso assicurare. Reperire tutti i dati completi, potete anche scordarvelo. Bisogna per forza passare tramite i software, a meno che non siate molto 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 fortunati, ma questo è un caso più unico che raro. Il tempo, sì, 2 anni, se va bene. Quindi questo un po' è come funziona la LCA. Non entro in altri tecnicismi perché non abbiamo neanche il tempo di affrontarli, però questo è un po' come viene condotta un'analisi e soprattutto spiega un po' quanto è importante avere ben chiaro il nostro obiettivo, perché il nostro obiettivo cambia i confini del nostro sistema. Quindi, per riassumere, con una LCA noi possiamo sapere quanto quella barretta di cioccolato impatta su varie sfere ambientali con l'uso di questi indicatori. Abbiamo detto che il riscaldamento globale è l'indicatore maggiormente utilizzato perché è quello più facilmente comprensibile alla maggior parte delle persone. Ma che cos'è alla fine questo? Che cosa abbiamo di cosa abbiamo parlato finora? Di una LCA completa? No. Abbiamo parlato di quella che si sente sempre chiamare come carbon footprint o impronta di carbonio. Quindi il metodo della LCA o della carbon footprint è identico, non cambia di una virgola. Però se ci si concentra solamente sul riscaldamento globale, allora stiamo facendo una carbon footprint. Ok? Ma noi sappiamo che con una LCA possiamo fare altri tipi di analisi, tipo quella dell'esaurimento dell'acqua. In questo caso si fa quella che viene chiamata water footprint, per calcolare l'impatto ambientale in termini di metri cubi di acqua consumati. E poi queste sono le più famose. Ce n'è anche un'altra che sta avendo piuttosto successo da un po' di anni, è piuttosto recente, che è la Nitrogen, onestamente non mi ricordo come si chiama, ma diciamo la Nitrox Footprint, che calcola l'impatto in termini di azoto e per l'eutrofizzazione marina e terrestre vuol dire tanto,
per chi non ha dimestichezza col termine eutrofizzazione, è diciamo, l'eccessivo carico di azoto e fosforo all'interno degli ecosistemi. Questo qua porta proprio uno squilibrio all'interno dei vari cicli biologici. Carbon footprint e water footprint sono importanti, soprattutto per l'alimentazione, come vedremo tra poco. Allora, io ho finito la parte di life cycle assessment. Adesso entriamo un po' più nel vivo della questione, parlando proprio dell'alimentazione. Questo grafico rappresenta la suddivisione di emissioni a livello globale nel 2015. Ho individuato, vi ho cerchiato, indicato in rosso l'unità di misura non perché mi andava, perché che cosa c'è scritto? C'è scritto 53,3 miliardi di tonnellate di carbonio, sì, biossido di carbonio equivalenti, CO2 equivalenti. Vi ricordate? Ne avevamo parlato prima. Vedete che non sono solamente cose astratte, ma effettivamente hanno un risvolto pratico. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno di questa suddivisione, di questo calcolo, non è stata considerata solo la CO2, considerato anche il metano e il protossido di azoto, probabilmente anche altri, ma in genere vengono considerati questi tre gas. Che cosa vediamo da questo grafico? Vediamo che il cibo, in generale, contribuisce alle emissioni globali di CO2 equivalenti per il 34%. Ed è tanto, è davvero tanto. Vogliamo andare un po' più nel dettaglio. La produzione agricola è quella che contribuisce di più per il 39%. La maggior parte dei contributi derivano dall'utilizzo di fertilizzanti azotati, dall'uso di macchine agricole, in qualche modo devono pure andare avanti, e anche dal pascolo e dal bestiame. In che termini pascolo e bestiame? In termini di emissioni di metano. Non entro nei dettagli, però il ciclo biologico degli animali è quello, e alla fine emettono metano in enormi quantità. La produzione agricola è seguita dall'uso del suolo, consumo di suoli per uso umano e animale, deforestazione e coltivazione di terreni principalmente. Ci sarebbe anche da considerare gli incendi per disboscare, in pratica, per rendere i terreni più facilmente coltivabili. Io qua non l'ho messo, ma è stato considerato. Poi abbiamo la catena di approvvigionamento e qui c'è tanto da dire. I contributi derivano principalmente dall'energia impiegata per la lavorazione. Ma che cosa vediamo qua? Vediamo che quello che si sente spesso parlare, cioè la trasformazione del cibo all'interno delle industrie, il trasporto, anche il packaging o la vendita, alla fine sì, impattano, ma in maniera piuttosto, si può dire, irrisoria, considerate la produzione agricola e l'utilizzo del suolo. Ovvio, se le consideriamo tutte assieme, il loro impatto ce l'hanno. Questo non vuol dire che non si debba investire in tecnologie più pulite. Però forse ci stiamo facendo, stiamo guardando il problema da un'angolazione sbagliata. O forse è più semplice investire lì piuttosto che evitare di disboscare o evitare di allevare troppo pascolo, bestiame, insomma. Forse è anche una scelta di comodo, non lo so. E infine abbiamo la parte di fine vita, i consumi, ma soprattutto gli sprechi alimentari. E questa, cari miei, è 8,6% di emissioni di cibo, derivante dagli sprechi di cibo, che comunque è una parte piuttosto importante per le emissioni. Andiamo un po' più nel dettaglio di questa analisi. Questo grafico rappresenta la stessa identica situazione di prima, semplicemente è un po' più dettagliato per quanto riguarda la quantità di CO2 equivalenti emesse dal 1990 al 2015, suddivisa per i vari settori, chiamiamoli così, fasi o processi. Questo qua in pratica è la sintesi di quello di prima. Però noi sappiamo che le CO2 equivalenti considerano
CO2, metano e protossido di azoto. Vediamo un attimo che cosa succede se consideriamo questi gas singolarmente. La CO2. Il contributo di CO2, faccio notare la scala di valori sull'asse delle ordinate, stiamo parlando di miliardi di tonnellate. La maggior parte del contributo di CO2 deriva dall'uso del suolo. Che cosa vuol dire questo? Deforestazione. L'abbiamo imparato anche dal video mostrato prima. La deforestazione fa aumentare automaticamente la CO2 perché gli alberi trattengono CO2. Se non ci sono più alberi, c'è più CO2 in atmosfera. Diamo un'occhiata al metano. Il metano, sì. Questo grafico conferma che il metano deriva principalmente dalla produzione agricola e anche una buona parte dai rifiuti, dai rifiuti di cibo. Ora, probabilmente un chimico mi darebbe contro, ma immagino che il cibo, enormi quantità di cibo lasciate ad avariare in atmosfera e produca metano. Immagino che sia questa la grande causa. E poi la produzione agricola, ovviamente, come ho detto, i cicli biologici degli animali. Vediamo il protossido di azoto. Qui vi faccio notare subito una cosa, la scala. Date un'occhiata alla scala sulle ordinate. Stiamo parlando di massimo 2 miliardi di tonnellate, che è comunque una quantità spropositata, ma nettamente inferiore rispetto alle 10.000 tonnellate di CO2. E per fortuna, perché se ci fossero 10 miliardi, scusate, di tonnellate di protossido di azoto, probabilmente la specie umana si sarebbe già estinta da tanto tempo. Come voglio ricordarvi che il protossido di azoto trattiene una quantità di calore 265 volte maggiore rispetto a quella trattenuta dalla CO2. Se ci fosse tutta quella quantità di protossido di azoto, ciao, non ci sarebbe altro da dire. Comunque, principalmente deriva dalla produzione agricola, immagino dall'utilizzo eccessivo di fertilizzanti azotati. Ora, questa è stata una panoramica piuttosto generale. Andiamo un po' più nello specifico. Analizziamo un po' questo grafico che rappresenta il contributo in termini sempre di CO2 equivalenti all'interno del ciclo di vita di ogni singolo prodotto, o quantomeno di una serie di prodotti. Dal grafico si vede che le fasi di ciclo di vita più impattanti sono l'uso del suolo, l'allevamento e il dar da mangiare agli animali principalmente, anche se quest'ultima è un po' più inferiore rispetto a quelle altre due. Inoltre ci dice un'altra cosa molto interessante. Ci dice che i prodotti a base o derivanti dagli animali si collocano nella parte medio-alta del grafico, quindi impattano molto a livello di CO2 emessa, mentre quelli di origine vegetale in verde si collocano nella parte medio-bassa. Ovviamente i primi quattro, cioè cioccolata, caffè, Pronsa, adesso mi sfugge che cos'è, e poi olio di palma, ovvio, sono comunque impattanti, però la maggior parte si concentra nella parte bassa. Allora, adesso facciamo un altro tipo di analisi. Concentriamoci su 3 prodotti principali. Qui abbiamo l'agnello e il montone, abbiamo le noccioline e abbiamo il riso. Ho scelto questi 3 perché si trovano proprio all'estremità della scala di emissioni di CO2. L'agnello e il montone piuttosto impattanti, direi, il riso mediamente impattante, le noccioline quasi per niente, anzi hanno addirittura un contributo positivo alle emissioni di CO2. Ho scelto questi 3 per un motivo e adesso ve lo spiego. Finora abbiamo parlato di contributo, o meglio di impatto ambientale in termini di CO2 equivalenti,
Ma come vi avevo spiegato prima, la LCA non si limita a questo. Ci sono altri indicatori che possono essere utilizzati, come la quantità di suolo utilizzato, il grafico in alto a sinistra, i litri di acqua consumati, il grafico in alto a destra, e poi i grammi di fosfati rilasciati all'interno degli ecosistemi naturali. Questo si sta parlando di eutrofizzazione. Quindi, vediamo un attimo che cosa cambia se consideriamo nei nostri 3 prodotti, come cambia il loro impatto ambientale se non consideriamo il contributo in CO2, ma invece consideriamo questi 3 indicatori? Vediamo. Allora, l'orientamento è in alto a sinistra, in alto a destra, in basso, così sapete dove seguire. Allora, l'agnello e il montone, comunque, sembra qua che per quanto riguarda la quantità di suolo utilizzato, abbiano parecchio impatto, decisamente. Hanno un medio contributo, un medio utilizzo di litri di acqua, e anche i grammi di fosfati, insomma, non sono proprio esorbitanti, ma non sono neanche proprio minimi, siamo più o meno a metà. Vediamo le noccioline. Le noccioline, sì, utilizzano un po' di suolo per la loro coltivazione, quindi sono nella parte medio-alta. Le noccioline per l'acqua, ahia. Le noccioline impattano tanto per quanto riguarda la quantità di acqua consumata. Questo non veniva fuori dalla precedente analisi, concentrandosi solamente sul contributo di CO2 in atmosfera. Per quanto riguarda invece i grammi di fosfati rilasciati, si colloca più o meno a metà. Vediamo il riso. Il riso si collocava a metà nella scala di CO2 emessa. Quindi il riso si colloca piuttosto in basso quando consideriamo i metri cubi di suolo utilizzato. Si colloca nella parte medio-alta per l'utilizzo di acqua e nella parte media per i grammi di fosfati rilasciati. Perché ho fatto tutto questo discorso? Perché se noi ci concentriamo solamente sul contributo di chilogrammi o di grammi di CO2 equivalenti emessi in atmosfera, abbiamo una visione parziale della cosa. È la più semplice da capire, soprattutto per chi non è del settore, ma è parziale. Se noi non avessimo fatto un'analisi LCA completa, non avremmo mai trovato che le noccioline impattano tantissimo a livello di quantità di acqua consumata. Quindi, per fare un breve riassunto, consideriamo le varie sfere ambientali, consideriamo i vari indicatori, abbiamo già un'analisi un po' più dettagliata della questione. Scopriamo che effettivamente le noccioline vanno malissimo per l'esaurimento dell'acqua, molto bene per riscaldamento globale e eutrofizzazione marina, metà per l'uso del suolo. Il riso quasi sempre a metà e bene per l'uso del suolo. Agnello e montone quasi sempre malissimo, ma per l'esaurimento dell'acqua è il migliore fra i 3. Comunque, come vedete sopra, impatta tanto, però fra i 3 è il migliore. Ora, questo grafico è molto interessante perché ci mostra 2 prospettive diverse della stessa cosa. Questo grafico rappresenta i consumi di cibo all'interno dell'Unione Europea. Quindi analizziamo prima il grafico di destra. Qui ci rappresenta appunto i consumi di cibo all'interno dell'Unione Europea per fonte, diciamo. Quindi, o meglio, l'impatto del cibo che deriva da diversi tipi di fonti. Il 30% delle emissioni derivano dall'uso del suolo, il 22% sia dal metano del pascolo che dalla gestione del letame. Poi il 14% dall'utilizzo di fertilizzanti a base azotata e così via. È un po' difficile capire quel grafico di destra, è molto più semplice guardare l'altra faccia, guardare la stessa cosa da un'altra prospettiva. Quindi spostiamoci sul grafico di sinistra, che rappresenta la stessa cosa, solo che ci si concentra sul tipo di cibo consumato.
Dal grafico si vede che l'83% delle emissioni derivano dal consumo di carne, prodotti nei latticini e uova. Il restante 17% deriva da tutto il resto, che sono principalmente alimenti di origine vegetale. Quindi questo è una cosa importante perché forse ci suggerisce che dovremmo considerare un po' il tipo di cibo che consumiamo piuttosto che dove impatta. Dove impatta non è che o meglio, la sua fase, dove effettivamente genera il maggiore impatto, forse non ha molto interesse per noi. Forse è più interessante sapere che comprare 7 giorni su 7 carne forse ha un po' un impatto sull'ambiente, forse ce l'ha. Adesso analizziamo questo grafico, sto per raggiungere la conclusione, non preoccupatevi. Questo grafico rappresenta il contributo, sempre in termini di CO2 equivalenti, per grammi di proteine. Questo può essere molto utile soprattutto per chi si interessa di nutrizione. Questi sono tutti alimenti proteici. Nella parte in alto, più o meno a metà, i primi 6, sono alimenti di origine animale, gli ultimi 6 sono alimenti di origine vegetale. Si vede che effettivamente gli alimenti di origine vegetale hanno un impatto in termini di CO2 equivalenti nettamente inferiore rispetto a quelli animali, se li rapportiamo con, ad esempio, il manzo o l'agnello, oppure anche il formaggio. Anche questo ci dà un po' di dati su cui ragionare. Per concludere un po' questo excursus sull'alimentazione, noi a sinistra abbiamo la famosa piramide alimentare che ci mostrano già dalle elementari. Più andiamo in basso verso la base, più il consumo di quegli alimenti dovrebbe aumentare per una dieta sana, riducendo invece il consumo nella parte in alto. Se invece se ribaltiamo la piramide, otteniamo più o meno la stessa informazione, solo rapportata all'impatto ambientale. Gli alimenti che dovrebbero essere consumati di più all'interno della nostra dieta sono anche quelli che impattano di meno, e viceversa. Ovviamente alcuni alimenti si sono spostati, tipo il pesce è finito un po' più in alto per l'impatto ambientale e i dolci un po' più in basso, però tendenzialmente questa è la situazione. Quindi abbiamoci alla conclusione di questa nostra discussione, meglio, questa mia presentazione più che discussione. Come possiamo noi consumatori ridurre l'impatto sull'ambiente? La prima cosa che potremmo fare è diminuire il nostro consumo di carne nei limiti della ragione. Poi aumentare il consumo di prodotti di origine vegetale. Se noi eliminiamo i prodotti, sì, latticini o l'uso di carne rossa e vogliamo comunque avere un bel fisico tonico e magro, le proteine dovranno pure essere integrate in qualche modo. Noccioline, piselli e tofu sembrano una soluzione che aiuta, diciamo, da una mano sia per contributo proteico che per ridotto impatto ambientale. Qui spero che non ci siano nutrizionisti che potrebbero anche crocifiggermi vivo, magari ho detto delle grandissime cavolate, però insomma più o meno immagino che siano queste un po' le cose che dovrebbero essere seguite. Se cambiare poi le nostre abitudini alimentari è troppo difficile, e lo sono, informarsi. Bisogna informarsi. Come? Anche questo non è facile. Possiamo informarci tramite certe etichette ambientali di tipo 1, l'Ecolabel, la Nordic Swan, la Blauer Engel o anche tantissime altre che certificano che un processo produttivo viene eseguito tenendo a bada gli impatti ambientali. Questo non vuol dire che quel processo produttivo sia ecologico o che l'impatto ambientale sia molto basso, significa semplicemente che viene tenuto sotto controllo, e teoricamente se è tenuto sotto controllo un minimo di riduzione all'impatto ambientale c'è. Poi
magari le etichette di tipo ambientale di tipo 2 sono un po' meno utili. La più utile che può essere l'ultima, che è quella indica che è stata fatta una carbon footprint. E poi ci sono le etichette ambientali di tipo 3. Questa qui è forse la più importante di tutte ed è quella che si collega benissimo con la LCA, che è l'etichetta EPD, la dichiarazione ambientale di prodotto. Questa qui non è un'etichetta che troverete sul packaging, ok? È una certificazione, è un documento che certifica l'impatto ambientale di un prodotto, seguendo la metodologia LCA. Innanzitutto è a carattere volontario, ma soprattutto è pubblica, ed è questo un grande vantaggio. Lo svantaggio è che è volontario, il che vuol dire che non tutti i produttori faranno una dichiarazione ambientale di prodotto, o quantomeno finora pochi l'hanno fatta. Adesso che magari le leggi per l'ambiente stanno diventando un pochettino più stringenti, forse si muoveranno per ottenere una dichiarazione. E che cos'è questa dichiarazione ambientale? È un documento in cui mostrano i dati che quel produttore ha ottenuto da un'analisi LCA. Certifica quanto quel determinato prodotto impatta sull'ambiente utilizzando vari tipi di indicatori e seguendo le varie fasi di ciclo di vita, e dichiara anche tutti i miglioramenti che sono stati fatti per raggiungere quel risultato. Quindi è un documento molto utile. Certo, se consideriamo Barilla, che ha i soldi per farlo, allora forse troveremo un po' di prodotti. Il produttore locale che ha solamente un piccolo allevamento non lo farà mai, ma forse non le conviene neanche. Quindi non sempre troveremo queste informazioni, però è già un punto di partenza. Io ho concluso il mio intervento, mi sembra di essere stato anche dentro i tempi. Qui ho riportato un po' la bibliografia che ho utilizzato per creare questa presentazione. L'ultimo link, Our World in Data, è il sito dove ho trovato i grafici che ho utilizzato per spiegarvi la parte sul cibo. È un sito molto ben fatto ed è anche spiegato ogni singolo grafico in maniera dettagliata, quindi se volete approfondire meglio certi argomenti vi invito caldamente a consultarlo. Io vi ringrazio per l'attenzione e sono qua disponibile per eventuali curiosità, domande se dovessero esserci. Grazie. Grazie a te Alberto per questa super esaustiva spiegazione. E grazie anche per averci fatto finalmente capire, insomma, qual è la differenza tra carbon footprint, water footprint, e che non ci sono soltanto questi come indicatori per l'LCA, ma che è quello del carbonio equivalente, quindi della CO2 equivalente, che viene considerato più spesso nelle informazioni anche che troviamo un po' in tutti i siti adesso che ti fanno vedere l'impatto ambientale degli alimenti, eccetera. Si riferiscono quindi a quello più che altro. Grazie mille. Okay. Allora, io ho visto che c'è una domanda nella chat, te la leggo. Mm-hmm. Allora, quali sono le misure, se esistono, di aiuto economico per le imprese che volessero adottare la dichiarazione ambientale? Onestamente è una domanda a cui non so rispondere. Io non credo onestamente che ci siano degli aiuti economici, appunto perché è a carattere volontario. Quindi, forse magari per qualche categoria di prodotto molto impattante potrebbe anche esserci. Onestamente io non ho mai sentito di questa cosa, quindi potrei anche provare a informarmi, magari nell'ultimo anno hanno cambiato le regole, hanno introdotto certi tipi di incentivi che aiutano anche quell'aspetto lì, ma al momento non lo so, onestamente. Potrebbe forse essere in effetti una cosa importante e utile per il futuro, se vogliamo che veramente, insomma, un po' tutte le aziende si certifichino, visto che anche sta diventando una cosa che molti consumatori ricercano e di cui si informano. Sì, esatto, alla fine è tutto di guadagnato per l'ambiente e anche per l'immagine dell'azienda sicuramente, quindi una cosa del genere, riuscire ad ottenere una dichiarazione ambientale, è sicuramente un punto strategico all'interno di una strategia, diciamo, usando i propri termini
così giochi di parole, all'interno di una strategia di un'azienda. Ovviamente è un processo costoso che richiede molto tempo. Finora si parlava di ambiente, ma ogni tanto così, giusto davanti, sì, per l'aperitivo. Ora il cerchio inizia a stringersi, forse qualche cosa cambierà, lo si spera. Beh, sì, infatti, magari anche nelle tecniche del calcolo, perché mi viene in mente, magari adesso che questa cosa sarà sempre più magari richiesta dai consumatori, in generale, e magari anche i metodi per calcolarli diventeranno sempre più tecnologici e magari ridurranno i tempi, i costi e sarà accessibile magari anche alle altre aziende. Certo, infatti il calcolo dell'impronta carbonica, quindi le emissioni di CO2, derivano tutte dall'IPCC, quindi un plotone proprio di scienziati dediti solo allo studio del clima, e loro effettivamente stabiliscono nuovi metodi di misura, nuove equazioni, nuovi parametri. Alla fine è tutto un divenire, un'evoluzione. Quindi più andiamo avanti, più sicuramente tutto questo sarà molto più dettagliato e sarà forse anche più di facile comprensione. Magari poi troveremo un indicatore ancora migliore delle CO2 equivalenti che raccoglie tutto quanto. Vedremo cosa arriverà in futuro, sì. Questo potrebbe essere molto utile in effetti, perché tu prima per esempio citavi le noccioline come alternativa, però abbiamo visto che hanno una water footprint un pochino altina, quindi C'è in anche da effetti dire, c'è anche da dire che non possiamo tenere sotto controllo tutto quanto, quindi una scelta la sì. dobbiamo fare, altrimenti se andiamo avanti con questo ragionamento dovremmo smettere di respirare e così abbiamo risolto tutto il problema, ma non è una soluzione pratica. Quindi a un certo punto devi fare una scelta, magari sì, magari un giorno mangi le noccioline, un giorno per compensare certe cose mangi un po' di carne, magari non mangiare carne 7 giorni su 7, ne mangi 3 volte. La via di mezzo è la cosa migliore alla fine, diversificare. Sono d'accordissimo. E io non vedo altre domande nella chat, se qualcuno vuole fare un'altra domanda, insomma, la scriva pure adesso. Questo può voler dire due cose: o sono stato davvero bravissimo a spiegare tutto quanto, oppure la gente si è annoiata e dice chiudiamola qua perché vogliamo solo che tu smetta di parlare. No, è indubbiamente un argomento, diciamo, complicato è complicato e complesso. E quindi, mentre magari per gli altri argomenti si poteva avere la parte pratica su cui fare delle domande un pochino più facilmente, qua in effetti tu sei stato molto esaustivo e quindi... No, poi più che altro per la metodologia LCA, se si vuole effettivamente capire di che si sta parlando, ci vorrebbero almeno 20 ore di corso, perché è un mondo a sé stante, ogni singolo indicatore è un mondo a sé stante, quindi è davvero complicato riuscire a stringere tutto quanto in un'ora. Comunque, sì, spero di esserci riuscito quantomeno nei limiti del ragionevole. Secondo me sì. E il prof Marangon chiede, potrebbe essere utile usare LCA in un nude? Grazie professore per la domanda, proprio cade a fagiolo. Sì, assolutamente, cioè, la LCA non è uno strumento che viene utilizzato solo per un prodotto, lo si può fare anche per un servizio, per un sistema, quindi sono innumerevoli adesso le organizzazioni, le istituzioni che calcolano il loro impatto ambientale, principalmente in termini di CO2, quindi fanno una carbon footprint, ma anche per quanto riguarda l'acqua consumata, l'energia. Quindi fare una LCA all'interno dell'università assolutamente è estremamente utile, e inoltre può essere utilizzata per vari settori, come può essere ad esempio i rifiuti, può essere appunto il settore dell'energia, oppure il settore del vending. Professore, visto che mi ha fatto la domanda, ovviamente questo si spera che possa avvenire il prima possibile, ecco.
Ok, allora io ti ringrazio tantissimo Alberto per aver partecipato al nostro incontro, Grazie grazie ancora a mille. voi per avermi invitato, assolutamente. Complimenti a tutti per questa iniziativa, sicuramente è molto utile in questo periodo, quindi complimenti a tutti. Grazie. E ringrazio anch'io tutti quanti per aver assistito all'incontro e vi ricordo che per maggiori dettagli e approfondimenti ci trovate su Facebook, su Instagram del Consiglio degli Studenti. Abbiamo anche un canale Telegram della Commissione Sostenibilità e ci trovate sul sito uniud.it/cds_sostenibile. Ok. Allora, io chiuderei questo incontro con il nostro motto: sii parte del cambiamento e collabora con la Commissione Sostenibilità. E vi ringrazio di nuovo, grazie mille, buonasera. Buonasera a tutti.